In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 16 giugno 2025. Flop della manifestazione 5 Stelle a Palermo sulla sanità. I 5 Stelle annunciavano la manifestazione sulla sanità a Palermo da settimane, con pullman organizzati da tutte le province. Avevano aderito il PD, AVS, Controcorrente, la CGIL e decine di altre sigle, ma alla fine non erano neanche 500, tutti ammassati dietro lo striscione di testa, che di fatto era anche quello di coda. Un flop clamoroso e una pessima figura con Giuseppe Conte, sceso in Sicilia per l'occasione. Ancora code chilometriche sulla A19. Non finiscono ancora i disagi sull'autostrada A19 Palermo-Catania in entrambe le direzioni, tra Villabate e Casteldaccia, a causa di più cantieri aperti contemporaneamente dall'ANAS nello stesso tratto. Tra 3 e 4 chilometri di coda ieri verso Catania nel corso della mattina e verso Palermo nel tardo pomeriggio al rientro delle località balneari. L'ANAS ha assicurato l'apertura di un'altra corsia a partire dal prossimo venerdì. Il premio non andrà più a tutti i dirigenti. Dal Giornale di Sicilia di oggi apprendiamo che nelle direttive approvate dal governo regionale per la trattativa sul contratto dei regionali ci sarebbe una clausola per impedire che tutti gli 860 dirigenti possano percepire in modo uguale il premio di rendimento attribuito in base alla valutazione ottenuta, che di solito è la massima per tutti. Adesso si penserebbe ad un numero massimo di premi di rendimento da poter attribuire. I genitori a difesa del pediatrico di Taormina. Attendono risposta i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e si sono costituiti in presidio permanente. La chiusura del reparto salvo proroghe è prevista per le prossime settimane. Il presidente Schifani da tempo è al lavoro per trovare una soluzione. Il decreto Balduzzi prevede un solo centro ogni 5 milioni di abitanti, ma con Palermo in Sicilia sarebbero 2, come nel Veneto, che ha avuto la deroga. Appello di scrittori e poeti in lingua siciliana. Più di 50 autori in lingua siciliana hanno sottoscritto un appello per affermare che il siciliano non è solo un dialetto parlato, ma una lingua letteraria con una sua forma scritta, consolidata grazie al lavoro di autori che la usano quotidianamente per raccontare, cantare e tramandare la cultura siciliana. I firmatari chiedono il sostegno delle istituzioni culturali e politiche per garantire al siciliano un riconoscimento concreto e strumenti di tutela. Medico e infermiera picchiati. Proseguono le aggressioni al personale sanitario. Un medico e un'infermiera di un'ambulanza sono stati aggrediti ieri a Gran Michele proprio dal paziente all'interno del mezzo di soccorso. Il medico ha preso una testata e l'infermiera calci e pugni. L'autista ha subito chiamato i soccorsi, il paziente è scappato e non è ancora stato rintracciato. I sanitari portati all'ospedale di Caltagirone sono stati entrambi dimessi con alcuni giorni di prognosi. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.